Buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. E questo incontro, che riguarda la residenzialità degli studenti, si inserisce in un ciclo dedicato alla residenzialità. All'interno dell'Ateneo Veneto abbiamo costituito un gruppo di lavoro di soci che si occupa di individuare quelli che sono i problemi significativi della città di Venezia e anche della terraferma e di organizzare gli incontri. Il gruppo è coordinato dalla professoressa Calabi, che ringrazio perché è una presenza, diciamo, colta ma anche fattiva e veramente a lei dobbiamo molto. E quando abbiamo pensato di dedicare un incontro alla residenzialità, da uno sono diventati 4, perché ci siamo resi conto che la residenzialità può essere declinata a Venezia sotto vari aspetti. Quindi ne abbiamo fatto un primo in cui abbiamo parlato degli affitti brevi, dei B&B, insomma quello che è il leitmotiv ed è il primo, come dire, primo punto dolente per quanto riguarda la residenza. E poi abbiamo pensato però che ci sono tanti tipi di residenti. E avevamo pensato in un primo momento di mettere insieme studenti ed altri lavoratori, poi ci siamo resi conto che gli studenti hanno come dire, una peculiarità rispetto agli altri lavori, se non altro per il fatto che ancora molti di loro non guadagnano, mentre i lavoratori hanno un reddito e anche perché la loro presenza a Venezia è una presenza temporalmente limitata. E quindi oggi il secondo incontro, il terzo che sarà il 23 febbraio sarà quello dedicato a chi lavora nelle istituzioni veneziane. Avremo il Presidente della Corte d'Appello per quanto riguarda il comparto giustizia, Andrea Erri per quanto riguarda i lavoratori della Fenice, e il Direttore del Porto per quanto riguarda i portuali. Dicevo che la residenzialità può essere declinata in molte forme. Non è più un concetto strettamente giuridico, cioè chi è residente, i presupposti per essere residente li conosciamo tutti. Residente è anche chi abita magari per un tempo limitato questa città. In questo senso io, come dire, sono d'accordo sull'approccio che ha il sindaco Brugnaro di non legare la residenzialità solo ai residenti in senso stretto, il che non vuol dire che facendo una conta più larga sono risolti i problemi, perché lo zoccolo duro deve essere quello delle persone che risiedono qui, ovviamente. Però secondo me è un approccio corretto, cioè capire che la residenzialità in una città come Venezia, che attrae molto sia per le università ma anche per il tipo di città per cui tanti stranieri tornano a vivere qui, persone diciamo che non lavorano più e che la scelgono come città di elezione. Per cui insomma, è un sistema complesso. Oggi parleremo degli studenti. Dicevo, è una residenzialità limitata, peraltro non limitatissima, perché i corsi di laurea durano qualche anno, e se la città, diciamo, non li respinge e se la città offre delle occasioni di lavoro, sono dei possibili residenti definitivi. Questa generazione non lo so, ma la mia generazione, io ho tantissimi amici che venuti a studiare a Venezia sono poi rimasti a lavorare a Venezia, ad abitare a Venezia. E quindi se diciamo le condizioni, allora forse le condizioni erano più favorevoli, ora lo sono meno, ma diciamo che se si investe sugli studenti, gli studenti possono diventare anche dei residenti. Diciamo nello stile ateneo l'incontro di oggi è un incontro plurale, avremo più voci, avremo le voci dei rettori, avremo le voci degli studenti, avremo le voci del comune con l'assessore Mar, in un confronto come al solito corretto e poi, dico io, un confronto non piagnone.
perché all'Ateneo sono banditi i piagnoni. Ormai l'analisi sulle cose che non funzionano a Venezia le sappiamo, è il momento di fare delle proposte, il che è sempre molto complicato. Però qui avremo qualcuno che le proposte le ha pensate e le sta attuando. Quindi grazie ai relatori di oggi, do la parola alla rettrice Lippiello per il suo intervento. Buonasera a tutte e a tutti, ringrazio la Presidente per aver promosso questa iniziativa, grazie Antonella, e la Professoressa Calabi per averci sollecitati a confrontarci oggi qui con voi stasera. Allora, abbiamo circa 15 minuti, con me è venuto il prorettore agli studenti Elti Cattaruzza, c'è anche la prorettrice, ma c'è soprattutto un noto studente, consigliere di amministrazione di Ca' Foscari, a cui poi vorrei dare la parola quando riterrà, perché credo sia importante sentire la voce degli studenti che vivono la città e la loro appunto ricezione dei servizi che la città offre, delle opportunità, delle prospettive. Parto dal piano strategico di Ca' Foscari. Nel piano strategico 2026 l'Ateneo ha deciso di puntare molto a quella che oggi viene chiamata terza missione, quindi rapporti col territorio, rapporti con la città, rapporti con le aziende, per facilitare e promuovere una vita studentesca che non sia limitata soltanto ai 3 anni da studente, ma per offrire anche opportunità di lavoro, di impiego, perché l'attrattività delle università oggi si basa profondamente sui servizi che riusciamo ad offrire agli studenti, a partire dalle residenze, ma anche altri servizi, spazi per gli studenti, per la socialità. Ovviamente l'università è molto cambiata e quindi noi dobbiamo essere innovativi e concepire una didattica che non sia solo una didattica ex cattedra, ma che preveda anche dei laboratori, come facciamo già e come farà anche UAV, molto più di noi, perché appunto studiando architettura da loro credo che sia nel DNA appunto di UAV avere dei workshop, dei laboratori, ma lo facciamo anche noi, sia per le discipline umanistiche che per le discipline scientifiche e economiche. Forse non serve che vi racconti cos'è Ca' Foscari, noi abbiamo comunque più di 22.000 studenti, un corpo di studenti 22.000, siamo cresciuti molto come corpo docenti in questi ultimi anni e anche personale tecnico amministrativo, arriviamo a circa 1.200 unità, che è poco nella media europea e internazionale, comunque rispetto a un numero di studenti pari a oltre 22.000 studenti, quasi 23.000. I nostri studenti sono pendolari, ma arrivano anche da molte parti d'Italia e arrivano anche studenti internazionali. Allora, non ci piangiamo, però alcune critiche costruttive credo siano anche doverose. Io ho preparato un PowerPoint che scorro velocemente per farvi vedere cosa abbiamo fatto in questi anni sulla residenzialità. Allora, intanto questa è la superficie lorda totale di Ateneo. Come vedete noi abbiamo varie sedi, fino a 32, e ci troviamo a Venezia, le nostre sedi si trovano in questo quartiere di Venezia, San Giobbe, vedete qua il numero 17 se vedo bene, poi Dorsoduro, e questa è la Celestia credo, dove non ci sono gli studenti. E poi, questo è per quanto riguarda la città storica. Poi abbiamo il campus di Via Torino e abbiamo poi un campus scientifico appunto a Via Torino che probabilmente conoscete, dove abbiamo appena inaugurato una residenza, la residenza di Via Torino in collaborazione con ESU, che ringrazio qui il direttore che è con noi, e questa è una collaborazione che ci consente non solo di una grande efficienza, ma anche di assicurare agli studenti camere a prezzi molto molto agevolati, tariffe ESU appunto. E quindi questa è una collaborazione molto virtuosa che si è stabilita in particolare con questa governance.
Vedete qui proiettati i campus che abbiamo il campus di Treviso, e anche qua stiamo lavorando per nuovi spazi a Treviso e anche in collaborazione con il Comune su nuove residenze per gli studenti. Noi lì abbiamo studenti che gravitano attorno all'area economica e anche linguistica e anche scientifica recentemente. Quindi una parte dei nostri studenti è a Treviso. Poi vedete anche Aic Pharma a Roncade, dove abbiamo un corso di laurea in digital management, e lì abbiamo molti servizi. Questo è un corso che funziona particolarmente bene anche per la qualità e la quantità di servizi che riusciamo a dare a Roncade. Questo è un fattore molto apprezzato dagli studenti, soprattutto gli studenti internazionali, ma anche i nostri studenti nazionali. Servizi, come dicevo prima, significa mense, più mense, e noi non siamo ancora abbastanza attrezzati a Venezia, però abbiamo dei progetti, una progettualità, e spazi per gli studenti e ovviamente alloggi. Aic Pharma, la conoscete, ha un bellissimo campus, e una delle ragioni di gradimento del corso di laurea che abbiamo qui è proprio i servizi che Aic Pharma riesce ad offrire agli studenti. E vedete all'inizio abbiamo 3 campus, quello di Santa Marta, quello di San Giobbe, che probabilmente conoscete, lì c'è la residenza, Santa Marta, e è stato da poco approvato il progetto dell'ex caserma Pepe al Lido. È stato approvato dal Ministero, non abbiamo ancora ricevuto il finanziamento, ma anche lì riusciremo ad avere oltre 230, vero Stefano? 202. 202, sì, bellissima area. Speriamo di poter iniziare i lavori nel 25, penso che nel 24 non riusciremo, e comunque riusciremo ad offrire delle camere anche agli studenti, nonché degli spazi ricreativi. Ovviamente non è solo per gli studenti di Ca' Foscari, ma è anche per tutti gli studenti che gravitano nel polo universitario veneziano. Collaborazione col Comune già da molti anni, abbiamo 2 Venezia Città Campus di cui avrete letto, dove cerchiamo di fare sinergia con le istituzioni che sono in Venezia Città Campus, con UAV, il Conservatorio e l'Accademia, ma precedentemente, nel 2017, se non sbaglio, avevamo fondato Study in Venice, che rispondeva proprio al tentativo, alla volontà di presentarci in Italia, al mondo, come un polo universitario che comprendesse appunto UAV, Ca' Foscari, l'Accademia e il Conservatorio. E questo a livello internazionale è considerato molto attrattivo, non solo perché facciamo sistema, ma soprattutto perché, ad esempio, conservatorio, non me ne voglia il presidente del conservatorio, di solito a livello internazionale è all'interno delle università. Noi l'abbiamo separato, e quindi avere una sinergia con il conservatorio, quindi collaborare col conservatorio e con l'Accademia, è per noi molto, molto virtuoso, perché all'estero ci chiedono tantissimo i beni culturali, anche in Italia i beni culturali, ma soprattutto all'estero Venezia è connotata come la città dei beni culturali. Ecco, poi lascio allo studente e al direttore dell'ESU magari un approfondimento sugli alloggi per gli studenti. Io volevo un po' ampliare il discorso dal tema della residenzialità a quello della vita a Venezia, che coinvolga anche la cittadinanza, perché appunto, come diceva la Presidente, penso che non dobbiamo trasformare la città da una città turistica a una città solo studentesca, ma deve essere una città in cui le varie componenti collaborano, la cittadinanza, gli studenti, il personale docente degli atenei e il personale tecnico-amministrativo, perché non dobbiamo dimenticare che a Ca' Foscari ci sono, e a Ca' Foscari anche a UAV, c'è molto personale tecnico-amministrativo che gradirebbe vivere, se vi fossero le condizioni, di più a Venezia, nella città storica. Diciamo che la discrepanza tra Mestre e Venezia non è assolutamente percepita all'estero, è una cosa tutta Venezia-Mestre. Venezia e Mestre sono un unico
un unicum per uno studente che viene da fuori. Infatti per gli studenti non è assolutamente un disagio vivere a Mestre. Ecco, vedete qui il posti letto totali che abbiamo oggi, di cui diritto allo studio 340, nella totalità 1021, sono le tre residenze, San Giobbe, quindi area economica, la residenza universitaria via Torino a Mestre, campus scientifico, e la residenza a Santa Marta. Quindi è pochissimo 1021 rispetto ai tanti studenti che abbiamo. È pochissimo. Ovviamente questi studenti, molti sono veneti, quindi magari non verrebbero comunque a vivere a Venezia, però se noi offrissimo più servizi l'università sarebbe vissuta a 360 gradi e il desiderio quindi di fermarsi in città crescerebbe se noi dessimo loro la possibilità di vivere gli spazi universitari per tutta la giornata. Così non è, gli studenti molto spesso, come sapete, stanno a Santa Margherita oppure presso dei bar, non hanno sufficienti spazi, ancorché abbiamo aumentato la fruibilità delle nostre biblioteche, quindi possono stare fino a sera tardi nelle nostre biblioteche, ma se avessero più servizi, più spazi a loro dedicati, sicuramente il desiderio di restare a Venezia, anche per gli studenti veneti, crescerebbe. E spendo solo due parole su questo progetto, due progetti, uno PNRR e uno europeo. In realtà sono entrambi europei perché i finanziamenti PNRR sono comunque finanziamenti europei, che sono progetti che nascono da una concezione della città diversa, da una concezione del turismo diverso, che sia un turismo partecipativo che coinvolga la città, i cittadini, gli studenti e che non sia soltanto una città da fruire come osservatore, ma un turismo costruito insieme, un turismo culturale costruito insieme, dove si mettono a sistema le conoscenze anche della cittadinanza e ad esempio si parla di archeologia partecipata. Il focus è appunto il cultural heritage, il turismo e la cittadinanza. E quindi il focus è un processo attraverso cui il patrimonio culturale si forma e si rinnova nella sua dimensione materiale e immateriale, partecipata e rilevante per la società. Ecco, in questo progetto, ovviamente è un progetto europeo, il cui capofila è il Portogallo, noi a Venezia siamo coinvolti, c'è anche IUAV, c'è il Comune e c'è il Porto. Quindi è un progetto che è nato circa un anno fa e a cui stiamo lavorando tutti insieme. Ecco, questi sono gli scavi partecipati. Questo è il progetto PNRR, è l'unico progetto universitario PNRR finanziato dal nostro governo, dedicato ai beni culturali ed è un progetto che vede collaborare molte università italiane. A Venezia appunto siamo insieme a IUAV e ovviamente dovremo coinvolgere anche la cittadinanza, il comune e le istituzioni. C'è anche l'Università di Padova coinvolta e ci sono molte università, il capofila è l'Università Sapienza di Roma e questo è l'unico progetto su cultura, beni culturali e turismo. C'è una parte che poi riguarda Marco Polo, come sapete il 700° della morte di Marco Polo e quindi questo progetto prevede anche la proiezione internazionale di quelli che sono i beni culturali di Venezia e un coinvolgimento della cittadinanza, delle scuole, delle associazioni di guide turistiche. Voi direte cosa c'entra questo con la residenzialità? C'entra perché secondo me non dobbiamo parlare solo di residenzialità studentesca, ma di poter offrire anche una prospettiva futuro agli studenti che arrivano a Venezia. Noi abbiamo raccolto le testimonianze dei nostri studenti internazionali su cosa significa vivere a Venezia
e vivere a Ca' Foscari, e dalle loro testimonianze si evince che per loro Venezia e l'università sono un tutt'uno, cioè l'università è incastonata a Venezia, quindi noi abbiamo un grande privilegio di avere l'università incastonata in questo gioiello che è la città di Venezia, e scelgono le nostre università anche perché siamo a Venezia, per vivere un'esperienza universitaria. Qual è il rischio? Che scelgano le nostre università a Venezia come fossero delle summer school per un periodo e non per iscriversi perché non vedono prospettive future. Ecco, quindi io credo che per attrarre gli studenti dobbiamo, ma poi penso che emergerà questo anche dalla discussione, dobbiamo essere in grado anche di offrire un futuro. Milano viene percepita come una città più attrattiva perché si studia a Milano e poi c'è una possibilità di vivere. Ecco, questa percezione è una percezione, forse non comunichiamo bene le opportunità che offre la città, ma questa percezione è radicata negli studenti, sia i nostri studenti, sia gli studenti nazionali e internazionali. Mi fermo qui e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie alla rettrice. Mi hanno colpito due cose, perché poi voi, come dire, gli studenti li avete sotto mano. Questa cosa che in effetti non percepiscano la distanza Venezia-Mestre come invece la percepiscono i veneziani, cioè a stare a Mestre e poi venire a studiare a Venezia è come essere, non so, andare nel centro di New York abitando nel Queens, insomma, cioè queste sono le distanze. Ed è anche interessante quello che hai detto sul discorso delle prospettive. Certo, vengono a Venezia anche per la qualità delle università, cioè perché sono sempre, diciamo, sono delle università di eccellenza entrambe, quindi non è solo la scelta della città, però diciamo anche la scelta di Venezia contribuisce, anche la città contribuisce nella scelta. Lascio la parola al rettore dell'altra università, al rettore Albrecht. E allora avremo Venezia come Boston, rettore? Diciamo come claim, come slogan li cambiamo. Lei è rimasto un po' indietro, è rimasto 2 anni fa, ma adesso è già cambiato. È già cambiato. È già cambiato, Venezia diciamo, come cosa? come città della conoscenza. Questo è, diciamo, il claim del 24, diciamo così. Questa è una novità che ve la diamo in anteprima all'Ateneo e perciò siete contenti di questo. Sì, io vorrei puntualizzare, così fare un punto su alcune cose che ogni tanto non sono, mi sembra che così ogni tanto ci sono qualche incomprensione, diciamo così. La nostra intenzione, la nostra di tutte e 4 l'università, è quella di riuscire a dare vita a questa città, a dargli slancio e perciò a creare posti di lavoro, cioè nel senso che siamo convinti che qui è necessario avere un terzo tipo di economia, diciamo dopo l'economia del turismo, dopo l'economia diciamo tradizionale, un terzo tipo di economia che è un'economia, diciamo, che una volta si chiamava della conoscenza, oggi forse potremmo anche chiamarla, o diciamo così, già incominciamo a capire che è un'economia nuova, un'economia dell'intuizione, in cui diciamo l'uomo si confronta con altre intelligenze, con altre 2 grandi intelligenze, diciamo l'intelligenza naturale e l'intelligenza meccanica o elettrica, come si vuol dire, e rispetto a queste deve porsi in differenza e riuscire a dare, diciamo, un contributo. Questo contributo probabilmente è, diciamo, quello che si tende a chiamare oggi economia dell'intuizione. Perciò quello che siamo sicuri e siamo certi, e su questo abbiamo dati, diciamo così, cioè che esiste una stretta correlazione tra quello che è crescita economica in ogni campo e livello di istruzione. Perciò il livello di istruzione in un mondo come questo ha una sua ragione d'essere, perché è una sua ragione d'essere di tipo economico. Il nostro Paese, per i laureati tra i 30, è un dato che ripetiamo, ma lo ripetiamo, tra i 30 e i 34 anni, la percentuale di laureati tra i 30 e i 34 anni, l'Italia è posta al penultimo posto in Europa, cioè
penultimo, peggio di noi, fa la Romania. Questo vuol dire che noi, diciamo così, diamo una cattiva notizia: non abbiamo petrolio, non abbiamo diamanti, non abbiamo oro, non abbiamo niente, dobbiamo investire sull'intelligenza. Perciò noi dobbiamo investire, il Paese deve investire sull'intelligenza, e Venezia può essere il luogo dove si fa un esperimento. Questa è la proposta che noi abbiamo fatto al governo, ai ministeri, dove noi qui possiamo fare un esperimento, perché diciamo, abbiamo un luogo che ha molta vetrina, possiamo mettere le cose in vetrina ed è semplice. È più difficile farlo ad Oklahoma City, insomma, questo esperimento, è più facile farlo a Venezia. Qui siamo in condizioni sfavorevoli sotto molti punti di vista, ma queste condizioni sfavorevoli potrebbero, diciamo così, trasformarsi in difetto e virtù e far emergere, diciamo, le potenzialità che ci sono. Tutto il mondo occidentale, l'Europa, l'Italia sta subendo un fenomeno di shrinking, di compressione di tipo demografico. Siamo di fronte sicuramente a un inverno demografico su cui se non lo affrontiamo in una qualche maniera verremo travolti, cioè il nostro sistema non riuscirà a reggere, diciamo, questo. Perciò bisogna trovare anche in questo senso delle soluzioni. Venezia può essere un luogo dove si inventano questi tipi di soluzioni. Perciò il ruolo di Venezia nel Mediterraneo, in Italia e in Europa è quello di anticipare il futuro, di essere un luogo dove si anticipa il futuro, cosa che Venezia ha sempre fatto nella sua storia, diciamo, è sempre stato un luogo dove si sono provate delle cose, nel bene e nel male, diciamo, si è anticipato, diciamo, il futuro in un qualche modo. È stata una repubblica, sappiamo tutti, insomma, abbiamo sperimentato i mali della modernità, dei cambiamenti climatici, abbiamo visto tutte queste cose con un certo anticipo. Perciò quello che c'è da fare è di tentare di provare una strategia che è una strategia che coinvolga tutta la città, tutti i pezzi della città, tutto il sistema produttivo, e che provi a delineare, avere un progetto molto forte, un'idea molto forte, che è un'idea di sviluppo su una terza economia. Questa è una possibilità che è molto, molto concreta e si porta dietro delle conseguenze. Questa decisione si porta dietro delle conseguenze. La prima, diciamo così, grande conseguenza è che qualcuno deve prendersi carico di un progetto di questo genere, e che è un progetto di lungo periodo, perciò è un progetto che supera le tornate amministrative, supera le tornate rettorali, supera i tempi contingentati, diciamo, della rappresentanza pubblica. Perciò non può essere altro che un grande progetto civico in cui tutti si riconoscono, nel bene e nel male si riconoscono. Chi in un modo, chi nell'altro, ci saranno tutte le critiche, ma se c'è una linea, rispetto a questa linea ci si posizionerà. La linea subirà delle modificazioni, dei cambiamenti, ma rispetto a questa ci si potrà posizionare. Per questo, diciamo, la seconda conseguenza è quali possono essere gli attori di un progetto di questo genere. Ovviamente possono essere le università, perché le università sono dei attrattori di giovani, formano dei giovani che possono lavorare su nuovi mestieri e guardare, diciamo, il futuro con uno sbraccio temporale che è ampio. In un'epoca come questa, che è in un momento, diciamo, storico e culturale come questo, che noi tendiamo a definire della post-sostenibilità, quando, diciamo, è già venuto meno tutto il paradigma della sostenibilità, in cui non riesce a reggere i cambiamenti che sono in atto. Il paradigma della sostenibilità, come ben sapete, diciamo così, è molto antico, ma diciamo così, prende forza negli ultimi 40 anni,
Però oggi ha mostrato la sua incapacità di poter descrivere e portare a compimento le grandi trasformazioni che abbiamo davanti. Probabilmente i buoi sono scappati fuori dalla stalla, c'è da pensare in un'altra maniera. Il luogo dove si può pensare in un'altra maniera può essere questa città, dove si incomincia, diciamo così, a pensare in un'altra maniera, a creare i lavori che saranno utili fra 20-25 anni. Per questo l'università diventa l'innesco economico, può diventare un sistema di innesco di queste, un trigger direbbero gli americani, cioè un sistema di inizio di una trasformazione in un momento proprio, in un momento che è un momento cruciale. Ovviamente per fare questo è necessario avere, diciamo, uno zaino di infrastrutture e di collaborazioni che sono molto ampie. Per questo tutte le amministrazioni della città si possono ritrovare, diciamo, all'interno di questo progetto. Abbiamo anche dei luoghi formali e meno formali in cui trovarsi e, diciamo così, allo stesso tempo c'è la possibilità di far convergere insieme quelli che sono gli sforzi che prima possono essere visti come diversi. Quello della residenzialità è uno dei piccoli esempi, non dei grandi esempi, dei piccoli esempi su cui si può convergere. È quello che stiamo facendo in diversi modi. Venezia ha un patrimonio pubblico molto consistente, molto agibile anche con grandi possibilità di sviluppo. Anche le diverse amministrazioni dello Stato in tutte le varie forme hanno patrimoni immobiliari. La Marina Militare, per esempio, cosa che non sapevo, ha molte proprietà in cui si possono lavorare. Perciò, diciamo, questo è un argomento, uno dei vari nodi su cui possiamo lavorare, che in realtà ha già incominciato la rettrice, prima ha mostrato dei numeri, poi penso che l'ESU mostrerà altri numeri, vedrete che sono numeri anche molto incoraggianti, ecco, e anche di cambiamento abbastanza veloce, che c'è possibilità di cambiamento veloce. Ci sono altri nodi che sono molto più difficili da risolvere, nel senso che noi qui abbiamo dei grossi problemi, diciamo così, abbiamo un grosso problema. Noi qui abbiamo bisogno di attirare grandi intelligenze, abbiamo bisogno di materia prima, abbiamo bisogno di grande utilizzo di materia grigia e di poterla utilizzare al meglio, riuscendo ad andare anche oltre quelle che sono le regole molto rigide dell'università, riuscendo ad andare oltre. Stiamo tentando di fare questa cosa creando dei poli, creando dei grandi poli, diciamo, di attrazione delle competenze. Il primo polo che stiamo creando è un polo sull'acqua, perciò sugli studi sull'acqua, è di Venezia, diciamo, che risorge dall'acqua, è semplice, sfonda, come dire, è facile, no? È facile da vendere. Abbiamo adesso, come UAV, insieme con le altre università stiamo tentando di portare avanti dei nuovi corsi che trattino proprio dell'acqua. Per esempio abbiamo varato tre nuovi corsi, un corso proprio sulla pianificazione del mare, uno sull'energia e l'acqua, la ragione sul ciclo dell'acqua, e uno sulle comunicazioni e l'acqua. È un piccolo inizio, ma segna, diciamo così, le potenzialità che ha questa città è di lavorare insieme non solo le 4 università, ma anche il CNR, il Marina Militare, eccetera, eccetera, eccetera. Perciò si riesce ad andare, diciamo così, verso un obiettivo. Questo
implica avere nuovi strumenti di controllo, nuovi strumenti di lavoro. È quello che stiamo tentando di fare insieme al Comune, stiamo tentando di elaborare dei nuovi strumenti che ci permettano, insomma, di descrivere questi cambiamenti, di riuscire a capire come funzionano queste trasformazioni. Sono trasformazioni che hanno ripercussioni ad ogni scala. Per esempio, faccio un esempio per capire le ripercussioni che si possono avere. Ovviamente noi abbiamo bisogno di richiamare qui intelligenze dall'estero e docenti stranieri. Se chiamiamo docenti stranieri, questi docenti stranieri devono avere delle paghe adeguate, che sono probabilmente superiori a quelle nostre, e si portano forse delle famiglie, e noi siamo contenti se si portano le famiglie, ma devono avere asili internazionali, scuole internazionali, eccetera, eccetera, eccetera. Perciò c'è bisogno di zaini molto complessi. Questo è una chance, a mio parere, diciamo così, mi sembra che sia una chance unica, cioè c'è un momento sigiziale molto, molto, molto stringente. Tanto che le cose poi man mano si muovono. Per esempio, adesso l'altra settimana siamo stati con la rettrice insieme alla rettrice di Padova a vedere, diciamo, la possibilità diciamo, di avere qui a Venezia un pezzo della Scuola Nazionale di Amministrazione Pubblica, dello SNA. Questo sarebbe una cosa molto buona, fa parte, diciamo, di tutto il sistema, è un'altra, diciamo, dei punti su cui riusciamo a puntellare questa cosa che potrebbe avere, diciamo, delle conseguenze, e potrebbe essere, per esempio, una scuola di amministrazione pubblica che è dedicata soprattutto ai beni culturali, architettonici, artistici, perciò di averla qui in città. Questo, diciamo così, è il panorama. Tecnicamente poi mi sembra che sia abbastanza semplice risolvere, diciamo, il problema della residenzialità. Noi abbiamo fatto una domanda più o meno, diciamo, di altri 800 posti letto che possono essere messi a disposizione dalle varie amministrazioni. No, questi qui sono stati, non ci sono ancora, sono stati richiesti i finanziamenti. Sì, sono stati richiesti, ovviamente, prima si chiede, poi si vedrà. Scusi, no, non si interrompe, grazie, le ha già risposto. Sì. Finisco subito, ecco, sono stati richiesti, diciamo, a parte, diciamo, i finanziamenti normali in cui ancora ci hanno autorizzato, diciamo, sono state approvate tutte le nostre richieste e, come diceva prima la rettrice, arriveranno, i soldi stanno arrivando, man mano stanno arrivando. Perciò mi sembra che ci sia chance e ci sia possibilità, e questo mi sembra assolutamente un buon auspicio per il futuro, nonostante tutti i pessimismi che ciascuno di noi può avere. Grazie. Grazie Rettore, parole di speranza, e la parola al Comune che è sempre e comunque coinvolto. Grazie Assessore, a te la parola. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Mi trovo a intervenire stavo ragionando, vi ascoltavo, fra una adesso, Icet Nunc, e nel senso che la rettrice ha dato una visione come molto concreta, e il Rettore invece, giustamente, per quanto mi riguarda, nel senso, è come se fossi bella, perfetta, presente e futuro. Ok? No, se ascoltiamo gli interventi ci troviamo nelle condizioni di ragionare. Allora, mentre li ascoltavo, credo che l'amministrazione pubblica, il Comune, e sono d'accordo con il Rettore Albrecht, abbia già perso se pensa di programmare ai 5 anni della sua consigliatura o del suo mandato, perché forse chi ha fretta non sa che normalmente un'opera pubblica in Italia ci impiega 14 anni, e lo dico con estrema tranquillità, avendo fatto col mio babbo caro, no, lei sa più di me.
No, interrompere continuamente. Allora, ci impiega 14 anni, vulgo aeroporto di Venezia, non ci sono documenti, è a posto, vulgo anche Università di Ca' Foscari, quindi so di quello che sto parlando, perché l'ho vissuto in prima persona nella mia vita precedente. Allora, la capacità di un'amministrazione è questa: non fermarsi all'hic et nunc e rischiare di pensare di essere visionaria, cioè rischiare di buttare la palla avanti, che non vuol dire evitare i problemi, magari vuol dire anche crearsene, perché quando tu fai l'intervento sulla strada che tutti vedono, tu sei riconosciuto per quello che ha fatto quella strada. Mentre un progetto come Venezia Città Campus non è un progetto che noi vedremo finito, però da cui noi non possiamo, se abbiamo a cuore i destini della città, ma non solo della nostra città, perché questo è un esperimento, questa è un'anticipazione di futuro, cioè il pensare a lungo è tipico di chi non ha paura. Allora, questa città campus vede 3 attori, giustamente, cioè, vede l'amministrazione pubblica incontrarsi con l'università. E questo è già un passo importante in un paese in cui il sottodimensionamento delle residenze pubbliche per studenti non è solo a Venezia, ma è anche nelle altre città italiane, ma è anche nelle altre città europee. Mentre si parlava, a me è venuto in mente chiaramente, è vero, Mestre e Venezia non sono distanti nella percezione, cioè ci abbiamo messo noi, c'è un ponte, ma non sono così distanti, sono a 40 minuti, 20 minuti per chi abita sulla parte est, ok? E nelle altre città per spostarsi normalmente, io sono reduce da un viaggio, ci metti tranquillamente 40 minuti per spostarti da un posto all'altro e anche di più ovviamente. Allora dobbiamo riuscire a pensare in maniera diversa. Allora giustamente la lettrice parlava di opportunità di vita, è vero, è giusto, le opportunità di vita dipendono dalle possibilità di lavoro e io sono reduce l'altro giorno dalla presentazione di Mosaico, ti devo citare, in cui sì, che è un incubatore, diciamo per certi versi, in cui come si dice, aumenta l'interazione fra aziende, università e ente pubblico. Giustamente il rettore ha detto: bisogna aumentare la conoscenza, cioè dobbiamo differenziarci per qualcosa che conosciamo solo noi. Facciamo un ragionamento molto spiccio. Allora, io lo dico sempre a loro. Quando penso alla logistica, per dire una cosa, io sono molto pragmatica, alla logistica dei trasporti a Venezia per le opere d'arte, cioè, si riesce a farlo a Venezia, riesce a farlo in tutte le altre parti del mondo, Si riesce a mettere la scultura di Damien Hirst fuori dal Palazzo Grassi, riesce a farlo in qualsiasi altra parte del mondo. Quindi noi abbiamo la possibilità in questa città, che è difficile per alcuni versi, ma di sperimentare delle pratiche innovative, cioè di essere sfidanti. Questo per quanto riguarda il lavoro. Allora, ad esempio, uno non lo pensa, ma la partenza dell'ospedale al mare e l'insediamento da parte di una grande realtà che si occupa di medicina al Lido porterà 600 posti di lavoro. Secondo voi non abbiamo fatto già network con l'Università Ca' Foscari per parlare di laureati in informatica? Certo che sì, perché quando succedono le occasioni bisogna trovare anche
quello che è la parte importante, che è la nostra conoscenza e la nostra intelligenza, quello che una volta si definiva capitale umano, che adesso è una parola brutta. Per quanto riguarda le opportunità di vita, io non sono proprio d'accordo con te, Tiziana. Non è vero che a Venezia i ragazzi hanno solo lo spazio per... o se si trovano solo in Campo Santa Margherita. Abbiamo cinema che paga il comune, perché a Venezia, sapete, abbiamo il circuito cinema che portiamo avanti noi, perché a Venezia non sarebbe possibile avere cinema con gli introiti, no? Ma abbiamo anche una biennale che può essere anche sfidante. Abbiamo tutta una serie di eventi culturali che credo non abbia, in rapporto numero abitanti, eventi, non abbia nessun'altra città al mondo. Abbiamo anche la possibilità, di avere delle cose, di riuscire a sperimentare anche per chi fa università delle esperienze che magari in altre città italiane non riusciresti a fare. Noi abbiamo un continuo e costante rapporto e scambio con le realtà universitarie, anche con il conservatorio, cioè cerchiamo di far sì che ogni occasione, stamattina ci siamo trovati per l'insediamento del Comitato Nazionale delle celebrazioni dei 700 anni di Marco Polo, che ogni occasione diventi la possibilità anche per gli studenti di partecipare a queste situazioni e magari trovarsi quella via per poter intraprendere magari una carriera, qualcosa che non ti aspetti. È chiaro che questa percezione, questo gap che c'è sulla residenzialità studentesca ci appartiene, ma ci appartiene anche in maniera particolare come appartiene alle altre città d'Italia. Ragionavo urbanisticamente mentre due parlavano. Un conto è pensare di fare un campus. Se voi guardate, i campus anche a Venezia sono nelle aree, diciamo, le chiamo residuali, ma non fraintendetemi, sono nelle testate, cioè sono nelle aree che erano aree produttive per alcuni versi, no? Perché la possibilità, il macello da una parte, giusto? Dall'altra parte Santa Marta, dove c'era un'estensione di porto di tipo diverso, quindi sono state occupate man mano, ma è più facile fare un campus a Mestre, come è stato fatto, che fare qualcosa del genere a Venezia. Il lavoro del comune è anche cercare di fare cucitura. Quando abbiamo parlato col ministro Bernini rispetto ai 660 milioni di finanziamenti che dovrebbero esserci, che ci sono per le residenze studentesche, di cui giustamente stiamo aspettando risposta, come prima sottolineava il Rettore, abbiamo fatto presente che le città storiche italiane, e su questo ci siamo trovati pienamente d'accordo con tutti gli altri rappresentanti dei comuni, hanno delle realtà diverse. Cioè, tu non puoi pensare a 200 posti, tu devi pensare a lavorare in un lavoro di cucitura attraverso magari 20 posti, 50 posti, perché se no vieni automaticamente non relegato, perché non mi piace, perché voglio dire il campus di Santa Marta, come può essere il campus di San Giobbe, non sono posti dove si sta male, però l'operatività nei centri storici italiani nel concetto di rigenerazione urbana è molto più difficile, e i campus invece all'esterno delle città sono gestibili in maniera diversa, quindi c'è una doppia difficoltà di approccio, cioè perché magari abbiamo, e questo è un discorso su cui si può ragionare perché il Comune di Venezia patrimonio ne ha, abbiamo delle aree magari di blocchetti cielo-terra, ma che sono piccoli, però hanno il
concetto di quella destinazione, come possono essere i vecchi ospizi che avevano, chiaramente perché dobbiamo pensare anche a questo, che avevano come si dice, una lettura edilizia che va molto vicino a quella che può essere la lettura di un campus. È chiaro, non è facile. Sicuramente diciamo che il trend di crescita di chi viene all'università è esponenziale. Quando mi sono laureata io nell'88 ho detto, Madonna, ho guardato il rapporto Istat del 91, ho detto, ma saremo il 10% di laureati in Italia, il 3% nel 91. Adesso è diverso, quindi è anche giusto, forse la politica per certi versi in ritardo, quindi quando dico la politica dico anche noi, ma è stata una crescita veramente forte. Ce ne siamo accorti? Benissimo. Lo Stato ha fatto la 338? Benissimo. Lo Stato ha messo 660 milioni sul PNRR. Evidentemente sono delle esigenze, ma delle esigenze che nelle città storiche, non parlo solo di Venezia, parlo di tutte le città italiane, parlo di Firenze, sono più accentuate, a parte un caso strano che è Urbino, dove più del 50% degli abitanti sono degli studenti. Ecco, quindi ci si scontra anche con la fattività, però nel pensare di scontrarci con la fattività non dobbiamo prendere paura e non dobbiamo fermarci a finirla qua, è impossibile, ma dobbiamo comunque pensare di rendere tutto quello che può essere progettato nel futuro e fatto negli anni prossimi possibile, perché questo, secondo me, è il ruolo della politica, far sì che quello che è magari impossibile nella visione, proprio perché non impossibile, difficile da realizzare, venga realizzato, perché la visione non deve essere limitata ad un tempo breve e Venezia Città Campus va decisamente in questa direzione. Grazie Assessore, l'idea che abbiamo della politica è sempre quella che guardi alle prossime elezioni. Speriamo che ci sia questa, ma non la politica veneziana, sì. La politica in genere in Italia. Speriamo che questa, insomma, bisogna che qualcuno inizi e poi qualcun altro tragga i frutti del lavoro che è stato fatto. Abbiamo sentito dai rettori di queste convenzioni in cui l'ESU è stato protagonista. A lei, direttore, la parola, grazie per la presenza. Grazie. E se è possibile proiettare delle slide. Grazie. Sì, intanto che vabbè. Allora, innanzitutto grazie Presidente, grazie alla professoressa Calabi e alla Presidente Magaraggio di avermi invitato. Io sono veneziano, quindi di famiglia, sono del Sestieri di San Marco ed è veramente un grande onore, una grande emozione poter parlare qui stasera, assolutamente. Allora, che cos'è l'ESU? L'ESU è Regione Veneto. Cosa c'entra la Regione Veneto con la residenzialità studentesca? C'entra perché lo Stato ha un articolo della Costituzione, l'articolo 34, che dice che i capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, devono poter finire gli studi e lo Stato li deve aiutare. Quindi noi cosa facciamo? La Regione ha istituito delle aziende regionali, le chiama aziende, ma in realtà sono enti pubblici, lo Stato non è un'azienda, non funziona come un'azienda. Quindi è un ente pubblico, uno è su Venezia che diciamo per sostenere la residenzialità studentesca per Ca' Foscari, UAV, Conservatorio e Accademia, cioè il denominatore comune è che sono tutti studenti che pagano una tassa sul diritto allo studio. Quindi diciamo che il nostro compito è quello di occuparci della vita studentesca. Dalle 1000 sollecitazioni dei magnifici rettori e dell'assessore emerge chiaro una cosa, che la vita studentesca è molto importante. Diciamo che noi abbiamo degli atenei spettacolari dal punto di vista della didattica, siamo molto carenti dal punto di vista della community life, della vita studentesca di ogni giorno.
e questa si inserisce, questa vita studentesca si inserisce in una città che è particolarissima. Allora, Venezia Mestre è lontana, è vicina, noi stiamo cercando di domandarci che cos'è Venezia e che cos'è Mestre, questa è la cosa importante, perché dobbiamo coniugare lo studente come un cittadino del domani. Questo è lo sforzo che si sta facendo anche a livello comunitario. Allora, il primo problema è lo studente universitario è o non è un'opportunità per la città di Venezia? Lo vogliamo o non lo vogliamo come cittadino? Oppure è lo studente che fa il caos in fondamento della misericordia e rovina le case quando gliele affitti così? Questo era un po' il sentore, no, di noi veneziani. Oggi sta cambiando, oggi ci troviamo in una realtà iperdinamica, ma proprio a livello mondiale. E Venezia è indietro, no? Secondo me Venezia, a parte che è la città più bella del mondo, ma anche una delle città più moderne che esistono al mondo, nel senso che è una città in cui non ci sono le macchine, abbiamo materiali ecocompatibili, pietra, eccetera, eccetera, e cerchiamo di rispettare la natura attraverso tutti i sistemi della laguna, idrologici, eccetera. Quindi è un mix che vale la pena di mettere al centro della scena e capire se noi come operatori della vita studentesca siamo un attore importante per la città o non lo siamo. Io penso di sì, perché i ragazzi è una... Chiedo scusa se mi aiutate un attimo. Allora io dividerei l'intervento, per essere veloci, in due parti. La prima parte le cose che abbiamo fatto, quindi già finanziate, già costruite, già pronte, in cui i ragazzi ci sono. La seconda parte sulla nostra visione, sul percorso che vogliamo fare. Allora, scusate che... Ecco, allora, partendo da Mestre, a Mestre nel 2022 non c'era niente. 2023 abbiamo corso, abbiamo fatto nuovi accordi con l'Ater, con altri contractor privati che grazie al PNRR hanno comprato alberghi, li hanno convertiti in studentati, e soprattutto con la nostra partnership con Ca' Foscari, che ci ha dato fiducia e ci ha dato la sua opera da gestire, che è lo studentato di Via Torino. Quindi diciamo da settembre-ottobre 2023, naturalmente questi sono posti letto per gli studenti di tutte e quattro le istituzioni di cui poc'anzi si diceva. Vedete, su Via Torino sono 142 posti a Via Torino, le Tettoie 35 posti, era un quartiere fermo da 15 anni, per dei motivi, grazie anche all'intervento e all'aiuto del Comune, siamo riusciti a sbloccare architettonicamente le problematiche di queste che chiamiamo stecche e a farle partire. L'Oasi, che sempre sono nomi pregressi, diciamo, magari sì. Avrei preferito chiamarli, non so, Galileo Galilei, però per il momento, insomma, è evocativa, esatto. Un'oasi nel deserto. Sì. Ecco, e poi c'è questo Campus X che ha preso un albergo grazie ai finanziamenti PNRR, abbiamo lì 200 posti su 580. Quando dico abbiamo, cioè noi posti ESU, quindi sono 787 posti nuovi, di cui 407 ESU, vuol dire in cui i ragazzi pagano poco, pagano in diritto allo studio. Quindi da un minimo di 80 euro al mese a un massimo di 300 euro, a seconda della tipologia. Allora, Venezia centro storico. Premesso che Venezia centro storico è un punto di attrazione incredibile per gli studenti, cioè è proprio un gioiello italiano, no? E per il sistema universitario non può che essere assolutamente così. Il ragazzo che fa un'esperienza di vita in centro storico è qualcosa di impareggiabile. Nella vita studentesca il ragazzo impara le chiamano in Europa le soft skills, cioè delle competenze trasversali. Allora noi diciamo che il ragazzo nella didattica impara a essere un ottimo ingegnere, un ottimo musicista, un ottimo letterato,
E quando poi si trova a dover lavorare in team, là entrano in gioco altre competenze che apprende durante la vita con i suoi colleghi nel campus, a rispettare l'altro, a saper fare un lavoro di squadra, e tutte queste cose le impara nella sua vita durante il percorso universitario. Anzi, tante volte le amicizie professionali che fa sono quelle che si spenderà durante la vita, e i nostri amici del tempo dell'università sono ancora quelli a cui telefoniamo per chiedere anche un consiglio professionale. Questo è importantissimo perché è necessario che cresca un nuovo tessuto sociale di cui Venezia ha assolutamente bisogno nella maniera più assoluta. Allora vi passo in rassegna velocemente quello che c'è oggi ed è attivo. Crociferi 255 posti, Abbazia che è vicino a Casina degli Spiri, per capirci, 46 posti, San Giobbe 230 posti, Ragusei vicino a Piazzale Roma 20 posti, Santa Marta 650 posti, e abbiamo 17 appartamenti sparsi un po' in tutta la città in accordi con Ater e altri proprietari, altri 53 posti. Quindi a oggi ci sono 1254 posti, di cui 527 in diritto allo studio. Allora, innanzitutto da veneziano dico che già questa è una vittoria, perché quando eravamo piccoli noi in Baia del Re non si poteva nemmeno entrare, se vi ricordate, oppure si poteva arrivare fino alla Croce, poi c'erano i contrabbandieri, c'era violenza, oppure al porto non si poteva assolutamente andare, tipo tornavi a casa, ti chiedevano: ma sei stato veramente lì? E oggi sono posti che pullulano di giovani che non sono migliori o peggiori di altri giovani, dei nostri giovani di Baia del Re, no, sono giovani che hanno una prospettiva diversa, una prospettiva di vita, di crescita, una possibilità, e questa glielo sta dando lo Stato attraverso le sue università, ed è una cosa fantastica. La seconda, la progettualità verso cui andiamo, la rettrice Lippiello diceva della caserma Pepe, è stata finanziata, così come anche Jan Palach e Jungans, le due alla Giudecca. I progetti della caserma Pepe sono stati presentati da Ca' Foscari, Jan Palach e Jungans sono, diciamo, di UAV, sono finanziati in fase 2, cioè in attesa di copertura finanziaria, che mano a mano che il governo poi mette le risorse nei prossimi anni fino al 2026, partiranno poi i lavori, eccetera. Poi c'è Santa Maria Ausiliatrice, che l'assessore Marci promette sempre, quando sarà finita l'emergenza ucraina ce la darà per gli studenti, ma intanto la mettiamo... L'avete mollata voi però? Assolutamente sì. No, per dirla. L'abbiamo restituita noi come ESU, abbiamo mobiliata perché c'era un'emergenza in città e il Comune l'ha rimpiegata velocemente e oggi è attiva e operativa su emergenza ucraina. Va bene, allora sostanzialmente noi andiamo verso 1250 posti che ci sono già, più i nuovi, dovremo arrivare a 1800 posti, di cui 1081 in diritto allo studio. Allora, gli studenti sono circa 28.000 fra UAV, Ca' Foscari, conservatori, accademie, eccetera. 28.000 su 1800. Sì, quando diciamo in diritto allo studio è una prerogativa tutta italiana, cioè in Europa si chiama Student Affairs and Services, servizi agli studenti. No? Quando noi diciamo, scusate, in diritto allo studio vuol dire che pagano secondo la loro situazione di reddito familiare, quindi hanno un'agevolazione dello Stato che impone noi di fargli pagare una tariffa agevolata, per dire il posto letto è da 90 euro a 280, quindi... Allora, 2000 posti sono pochi, assolutamente sono pochi, anche se in realtà noi abbiamo la maggioranza degli studenti che sono pendolari, cioè che vengono dal Veneto, quindi il 70% degli studenti decidono di studiare qua perché hanno un'ottima università ed è tutto sommato nella loro regione. E qui il primo problema. Allora, questi studenti hanno bisogno di luoghi più che di spazi, di luoghi, assolutamente. La differenza sta proprio nella declinazione di vita studentesca, cioè dei luoghi in cui possono stare, no? Crescere. Hanno bisogno poi di mense,
Noi abbiamo una mensa in Rio Novo, stiamo pensando di raddoppiarla entro il 2026 ne apriamo 2 nuove e questa, l'attuale, viene raddoppiata. Perché è importante? Noi potremmo anche fare, per un certo tempo il Ministero ci sollecitava a fare degli accordi con i bar, i ristoranti, diciamo, diamo un ticket al ragazzo, va a uno sconto. Non è questa assolutamente la missione. Cioè il ragazzo deve crescere all'interno di un ambiente che sia adatto a lui, corretto, e questo crea tessuto cittadino e crea una stimolazione forte intellettuale che spinge poi la società verso quella società della conoscenza che per noi veneziani e Venezia è una grandissima opportunità oggi, che si declina in Venezia Città Campus, si declina in questa prospettiva. Chiaramente diciamo che, ecco, qua c'è, sì. Ecco, altri 5 minuti, poi ho finito, scusate se mi dilungo. Sono tante cose belle e importanti da dire. Il concetto di luogo e spazio, il nostro compito è difficile perché dobbiamo declinarlo dentro una città che è Venezia, soprattutto il centro storico, che ha delle prerogative incredibili rispetto alle altre città. Parliamo sempre di costi, parliamo sempre di... mi è piaciuto quello che diceva il Presidente, no? Cerchiamo di non partire col piagnisteo, quindi quanto costa restaurare, non possiamo farlo. No, non è così. Quello che vogliamo possiamo arrivare a ottenerlo, assolutamente, perché questa Venezia è afflitta da una pestilenza, è malata, è una pestilenza, ma di cui non abbiamo ancora identificato l'agente patogeno esattamente. E come nelle pestilenze del 400-500, finché non è stato identificato quello, la peste non si è riuscita a debellare. Ma c'è stata una reazione, e questa reazione è quello che ci ha spinto a metterci in campo, a sederci in un tavolo con le università che hanno dato una disponibilità senza precedenti in questi rettori e in questa governance, perché le università normalmente dicono occupatevi del diritto allo studio, noi facciamo la didattica, voi datevi una mossa a fare queste residenze per studenti. Oggi siamo qui seduti a un tavolo a parlare di questo e loro stanno spingendo enormemente su questo, pensandolo come una leva di sviluppo anche per la città. Quindi un apporto che le università danno enorme al Venezia, sia centro storico che alla Venezia di terraferma. Naturalmente la desertificazione dei centri storici non è solo una prerogativa nostra, succede a Firenze, succede a Gubbio, succede in tutte le città, cioè è una tragedia, nel senso che il centro storico, non vorrei che Venezia diventasse come, con tutto il rispetto, come Sirmione, in cui entri, diciamo, fai un giro, non c'è nessuno e poi vai via, una tristezza incredibile, no. La desertificazione dei centri storici non è solo perché le case costano tanto, perché le case costano tanto e le compreranno come seconde case il miglior offerente. Ma Venezia è come una donna splendida, ma non per questo deve diventare una meretrice, anzi, voglio dire, è importantissimo questo, nel senso che è necessario recuperare proprio il concetto di cittadinanza e questo sta avvenendo in Europa, addirittura cercando di dare una patente allo studente di cittadino europeo, quindi nel tempo dell'università, dai 3 ai 5 anni che sta all'università, che abbia uno status di cittadino proprio e magari si fermasse a Venezia, e per questo ci servono infrastrutture, come tanti anche studentati, anche cattolici hanno fatto. Tanti ragazzi sono sposati fra loro, sono rimasti qua. Nel Cinquecento Venezia è fiorita perché ha importato dopo le pestilenze cervelli, ha importato artisti, ha importato musicisti. Questo ha creato quell'economia della coscienza e il tessuto sociale. Il resto poi gli va dietro, insomma. Ecco, scusate se l'emotività, diciamo, però un po' è un tema appassionante. Anche il valore al metro quadro, quanto vale un metro quadro a Venezia? E noi rispondiamo quanto vale la vita e la vita di un ragazzo.
è inestimabile. Bene, il valore al metro quadro non può essere condizionato da una logica di investimento di mercato, perché a noi serve un ritorno in termini di cittadinanza. Noi non siamo degli immobiliaristi o non investiamo, noi investiamo nello sviluppo di una società fatta di conoscenza. E chi mette i soldi, vi assicuro che in questi termini, nello sviluppo di una città in questi termini, i soldi poi vengono fuori, si creano, come ha dimostrato il nostro Veneto nel dopoguerra. Allora, per concludere, il caso Venezia, io ho lavorato molto a Padova, ho lavorato anche in Europa molto, tuttora lavoro al Ministero sui finanziamenti. Il caso Venezia è una grande, grande opportunità. Venezia Città Campus è una grandissima opportunità. Bisogna stare in una situazione di reazione, di, come dire, alzarsi e muoversi, stare in movimento. Il resto non ci interessa, l'offerta, il piagnisteo non ci interessa. Dobbiamo provare, e la nostra generazione tocca a noi adesso che siamo ad amministrare il meglio che possiamo. Ecco, grazie. Grazie direttore, grazie per i dati, perché lei ha parlato con dati alla mano, ha parlato di quello di quello che è stato fatto e quello che verrà fatto, e anche per la passione. Abbiamo bisogno di persone come lei a Venezia. E la rettrice deve lasciarci perché è in partenza per Roma. Al suo posto chiederei il consigliere di amministrazione di Ca' Foscari, Stefano De Bianchi, che dovrà fare una coda all'intervento della rettrice. E adesso la parola agli studenti. Riusciamo a trovare? Ecco, la parola a voi che dovreste essere, cioè che siete i protagonisti, forse dovevate essere sentiti per primi, ma per ultimi avete il vantaggio di aver sentito quello che è stato detto. No, grazie per essere presenti. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutte e a tutti, grazie a voi per l'invito. Cogliamo l'occasione oggi di presentare il progetto 9 metri quadri per i metri dell'abitare, un'indagine sull'abitare universitario a Venezia che stiamo conducendo come osservatorio OCIO, l'osservatorio civico sulla casa e la residenzialità a Venezia ormai da più di un anno. Siamo partiti nell'autunno del 2022 da alcune riflessioni sul tema dell'abitare a Venezia. Se dopo la pandemia, in particolare il dibattito sullo spopolamento della città si è riacceso collocando appunto il fenomeno come ormai irreversibile, quindi è caduta una condanna appunto sulla definitiva conversione di Venezia in città turistica, dall'altra il fenomeno dell'overtourism in stretta correlazione col sovraffollamento della città ha virato un po' le attenzioni al tema della gestione dei flussi turistici e alla qualità dell'offerta turistica. Tuttavia è importante legare a questi dibattiti una riflessione organica sul tema della residenzialità e della casa, anche andandosi a occupare di quella porzione di popolazione che fa fatica ad emergere nelle discussioni, quella della popolazione universitaria, che per lungo tempo è stata un po' assente dalla riflessione sulle politiche abitative, e abbiamo visto anche una risposta legata alle numerose manifestazioni che hanno poi animato il territorio nazionale durante l'ultimo anno. Quindi a cosa è dovuta questa mancanza e dove si colloca la popolazione universitaria in tali dibattiti, e perché effettivamente fatica ad essere considerata nel disegno delle politiche a livello nazionale, regionale e poi locale. Abbiamo provato a sintetizzare alcuni dei fattori che riteniamo significativi. In primo luogo c'è sicuramente una difficoltà legata al tracciamento, al reperimento dei dati. Infatti molto spesso sappiamo come anche la registrazione della residenza disponibile tramite i portali comunali non sia uno strumento efficace e sufficiente, perché molto spesso la residenza non viene spostata dagli studenti nel luogo di domicilio,
e oltretutto molto spesso sono gli stessi contratti di locazione che non consentono di effettuare questo passaggio. Dall'altra parte c'è anche il tema legato ai database di monitoraggio dell'immissione poi di queste persone nel mondo del lavoro, che spesso appunto anche in questo caso risultano parziali ed è difficile poi metterli in relazione appunto al componimento di una mappatura legata alla situazione abitativa. Infine anche i dati in possesso delle università faticano ad essere sistematizzati nell'ottica proprio di ottenere una mappatura che sia poi una fotografia della situazione attuale. A tutti questi elementi si somma poi una percezione che si ha spesso della comunità universitaria come popolazione solitamente e solamente in transito temporanea, una condizione che però incide spesso anche sulla visibilità di questa porzione di popolazione che è soggetta a narrazioni a volte parziali, anche un po' svilenti o stereotipate, che la relegano a soggetti legati al mero consumo e al divertimento in città. Ecco, se da una parte quindi vediamo come i giovani, la quota giovane rappresentata dalla popolazione universitaria viene percepita come fattore di vitalità, di ringiovanimento del tessuto cittadino, ecco, dall'altra occorre capire anche come rendere queste città effettivamente non turistiche, non studentesche, ma come garantire poi, come occuparsi di della possibilità per cui questi cittadini possano radicarsi in città. E da qui è nata quindi l'esigenza di avviare un percorso di tracciamento volto a monitorare il fenomeno dell'abitare universitario. Siamo state mosse in primo luogo dalla nostra esperienza personale nel cercare Casa Venezia e poi dall'evidenza che anche dai confronti nella nostra comunità di riferimento, quella universitaria di cui facciamo parte come dottorande, il problema della casa era sempre al centro del dibattito e delle discussioni. Abbiamo dunque in primo luogo cercato delle mappature recenti rispetto alla situazione della popolazione universitaria e alle sue condizioni abitative. L'ultima iniziativa in tal senso è quella del Circolo Arci Metri Cubi, che nel 2012 aveva diffuso un questionario sugli studenti fuori sede, promosso con il sostegno dell'assessorato alle politiche giovanili del Comune di Venezia e dall'associazione Venezia Alumni. Davanti quindi a questa iniziale mancanza appunto di dati sulla situazione contemporanea, abbiamo lanciato un progetto che ha come primo obiettivo quello di configurare uno spazio di osservazione e di analisi sul tema dell'abitare universitario a Venezia, andando poi a reperire i dati direttamente alla fonte. E l'abbiamo fatto tramite la costruzione di un questionario che è stato lanciato il 13 aprile del 2023, un questionario anonimo che è rimasto aperto per un paio di mesi, con una fase propedeutica nella quale abbiamo perfezionato e individuato le tematiche nodali grazie alle interlocuzioni, a continue interlocuzioni informali con i collettivi studenteschi, le rappresentanze e poi singoli studenti e studentesse. E vedete qui uno scheletro del questionario. Il questionario si rivolge a tutte le persone iscritte a università veneziane, dunque anche coloro che non abitano a Venezia, ma che appunto frequentano le università veneziane, comprendendo dunque iscritti a laurea triennale, magistrale, dottorato e assegni di ricerca, includendo poi anche gli studenti che provengono da altri paesi impegnati in programmi di exchange, perché abbiamo appunto previsto un questionario bilingue in italiano e in inglese. Cercando di coprire il panorama più ampio delle casistiche possibili, quindi da chi ha una casa o una stanza in affitto, a chi ha una casa di proprietà, a chi alloggia in una residenza studentesca, chi è pendolare e chi è ospite da parenti o amici. Per ciascuno di questi profili abbiamo tracciato l'impatto economico dell'abitazione, le caratteristiche dell'abitazione, le condizioni della propria stanza e della propria casa, e poi abbiamo inserito una sezione molto significativa e importante relativa alle proiezioni di un futuro a Venezia. Grazie alla diffusione
tramite canali non istituzionali, in rete con i collettivi e gli organi di rappresentanza, tra cui Udo Venezia, Adi Venezia, il Senato degli Studenti UAV, il collettivo LISC, la consulta dell'Accademia, la consulta studentesca del Conservatorio e i rappresentanti dei dottorandi UAV e Ca' Foscari, siamo riuscite, come vedete, a raggiungere un buon numero di persone, anche perché la fase di distribuzione del questionario è stata accompagnata da continui momenti di discussione che hanno consentito una diffusione capillare del questionario e quindi una sensibilizzazione anche rispetto al tema. Come vedete abbiamo ricevuto 1248 risposte, di cui valide 1071, andando a coprire tutte le università. Il questionario prevedeva alla fine un box a compilazione libera, non obbligatoria, dalla quale abbiamo raccolto ben 251 storie. Questi numeri segnalano come effettivamente l'urgenza di occuparsi del tema fosse sentita. Uno dei primi obiettivi è stato quello di produrre conoscenza collettiva e renderla utilizzabile, sia per generare consapevolezza all'interno della comunità universitaria stessa, che per arrivare a un dialogo costruttivo con gli attori che poi possono intervenire su queste tematiche. Ci fa piacere essere qui oggi e che si stiano creando dei momenti dedicati al tema. Vi presentiamo in questa sezione alcune delle evidenze emerse dall'analisi in un breve segmento che crediamo possa essere utile al dibattito di oggi. Ci stiamo organizzando invece per una restituzione completa dei dati del questionario e del report che faremo nelle prossime settimane, come appunto restituzione poi cittadina dei dati nella loro forma estesa. Sì, come anticipato da Valentina, vi portiamo oggi qui giusto qualche primo numero, visto che non abbiamo il tempo di riportarvi tutta l'analisi dei dati, però crediamo che possano essere appunto degli spunti anche rispetto ai punti emersi dagli interventi precedenti. Il primo grosso tema che abbiamo riscontrato sia dalle interlocuzioni, dalle storie raccolte e poi effettivamente dall'analisi dei dati emersi dal questionario è il problema che si configura nella ricerca stessa della casa. Dei rispondenti al questionario che abitano a Venezia, il 25% ha trovato casa in terraferma, mentre il 75% abita nella Venezia insulare. Tra chi tuttavia non abita a Venezia ma frequenta un'università veneziana, il 68% ha provato a cercare casa a Venezia, ma è stato costretto a interrompere la ricerca anche dopo un intero anno a causa dei prezzi troppo elevati come primo motivo, e come secondo motivo appunto la poca disponibilità di stanze. In secondo luogo la ricerca della casa è risultata appunto difficile anche perché i servizi offerti dalle università risultano essere poco efficaci. Infatti meno del 2% dei rispondenti al questionario ha trovato casa tramite i servizi offerti dall'università, mentre i mezzi che risultano essere quelli più efficaci sono i gruppi social e il passaparola. Il problema della ricerca della casa inoltre è significativo anche rispetto proprio alla ricorrenza con cui bisogna cercare casa. In media infatti si cambia una casa all'anno, con un 10% dei rispondenti al questionario che cambiano più di una casa all'anno, e questo è infatti tracciato anche tantissimo nelle storie che abbiamo raccolto come fattore di stress psicofisico, il fatto di trovarsi nel mezzo dell'anno accademico o nel passaggio da un anno accademico all'altro a doversi rimettere a cercare una casa con dei tempi di ricerca che vanno nella media dai 2 ai 6 mesi e contratti che sono appunto prevalentemente transitori. Infatti il 76% dei rispondenti al questionario ha dichiarato di avere un contratto transitorio, che quindi può essere anche solo di 6 mesi, e con un'incidenza tra l'altro della problematica della pressione turistica, perché abbiamo raccolto
diverse segnalazioni di studenti che si ritrovano costretti dai proprietari a dover lasciare la propria stanza, in particolare nei mesi estivi e nelle festività, affinché i proprietari possano affittare ai turisti. Quindi questo è un altro dato rilevante che ci fa capire anche come il tema delle affittanze turistiche brevi incida poi anche sulla difficoltà di ricerca della casa e soprattutto di ottenere dei contratti di locazione di più a lungo termine. Questi dati inoltre riteniamo siano rilevanti, quindi la prevalenza dei contratti transitori insieme ai tempi di ricerca che vanno dai 2 ai 6 mesi rispetto poi alle difficoltà magari che si pongono nel fare la richiesta per le borse di studio ESU con lo status di fuorisede, in quanto per fare appunto la richiesta viene richiesto un contratto di locazione della durata minima di 10 mesi, anche cumulabile con diversi contratti. Tuttavia i tempi per presentare il contratto generalmente sono appunto nei primi mesi dell'anno accademico. E quindi questi possono essere degli elementi di difficoltà nell'ottenere lo status di fuorisede, quindi avere diritto all'importo massimo della borsa di studio. Una seconda tematica rilevante sono invece proprio le condizioni abitative. Adesso qui guardiamo rispetto al mercato delle stanze in affitto. Ciò che si rileva dai dati del questionario, da tantissime delle storie raccolte, è come sul mercato delle affittanze studentesca vengano immessi immobili con problematiche di manutenzione straordinaria e ordinaria spesso gravi, frequenti situazioni di affollamento abitativo e mancanza di spazi comuni, fattori che incidono in maniera rilevante sulla qualità dell'abitare e sul benessere della persona. Giusto per darvi qualche indicazione rispetto al disagio abitativo, vi sono stanze al di sotto dei 9 metri quadri, quindi ricavate da altri spazi. Infatti il 29% dichiara di avere una stanza singola al di sotto dei 9 metri quadri, situazioni di coabitazione di 4 o più persone con un solo bagno, ebbene il 62% delle case con 4 o più persone a un solo bagno, e vengono riscontrati numerosi problemi di muffe e umidità. A queste condizioni il costo tuttavia medio di una stanza singola a Venezia Isola è di 404 euro, Venezia Terraferma 338 euro, a cui si sommano delle spese in genere tra i 50 e i 100 euro in media di utenze, quindi un costo in generale medio di 500 euro per una stanza singola, che va ad incidere prevalentemente sulle famiglie, mentre per coloro che riescono a coprire autonomamente il costo dell'affitto, questa è un'incidenza per la maggior parte tra il 41 e il 60% sulle proprie entrate mensili, il solo costo dell'abitazione. Rispetto brevemente invece alle residenze studentesche, il cui inquadramento è già stato fatto dal dottor Ferrarese, volevamo solo integrare riportando la difficoltà rispetto all'inaccessibilità dei prezzi delle stanze nelle residenze studentesche, e ci riferiamo ovviamente ai posti letto non ESU, perché per esempio nel campus di Santa Marta una stanza singola viene a costare tra gli 800 e i 900 euro mensili, mentre nel campus CX a Mestre gli affitti variano per una stanza singola dai 700 euro ai 1120 mensili. Questo perché lo riportiamo, vogliamo farne puntualizzarlo, perché riteniamo che in vista proprio anche dei futuri progetti di apertura delle residenze, che per fortuna porteranno a un aumento dei posti letto, oltre all'importanza di una percentuale di posti letto riservati agli idonei ESU, riteniamo sia fondamentale prevedere dei vincoli ai gestori privati rispetto ai prezzi delle stanze nel momento in cui le residenze che vengono aperte vanno a valere su fondi ministeriali, fondi PNRR. Un ultimo
ultimo tema che portiamo all'attenzione è rispetto alle prospettive di futuro a Venezia, in quanto proprio anche prendendo spunto dagli interventi precedenti e nel guardare al lungo termine, di fatto ci troviamo di fronte a una popolazione che a Venezia vuole restare. Infatti il 32% dei rispondenti al nostro questionario dichiara di voler sicuramente restare a Venezia, il 38% di poterlo considerare, ma riscontra nel problema di accesso alla casa, ancor prima delle opportunità lavorative, l'ostacolo principale alla propria permanenza. E questo significa quindi che ci troviamo di fronte a una porzione rilevante di persone che già abitano la città e non solo ne sostengono in parte la sua economia, ma contribuiscono alla vita sociale e culturale della città. Se guardiamo anche ai luoghi e alle iniziative culturali che sono animate dalla popolazione studentesca, ed è quindi una popolazione che intende riaffermarsi nella città di Venezia, volendo investirci a livello non solo economico ma anche professionale, culturale e sociale, di fatto però in un contesto che sembra essere abbastanza respingente rispetto alle possibilità effettivamente di restare dopo il periodo di studi. Giungendo alle conclusioni, riteniamo che quindi provare a fare un ragionamento appunto corale con tutti gli attori in campo rispetto alla residenzialità, sicuramente al centro possiamo mettere un ragionamento rispetto alle residenze studentesche, ma queste non sono l'unico tassello rispetto al problema della residenzialità, visto che il problema di accesso alla casa è il primo ostacolo nel poter restare a Venezia, e quindi crediamo sia importante guardare alle politiche abitative, quindi non solo alle infrastrutture, ma ragionare sulle politiche abitative e in modo integrato anche con le altre politiche, in modo da coltivare e accompagnare questa fetta di popolazione che vuole essere nuova cittadinanza nel potersi radicare nel tessuto cittadino oltre al suo percorso di formazione. E quindi 9 metri quadri in questo vuole essere un po' una spinta, una finestra che dà uno sguardo su quella che è la situazione abitativa studentesca e quale progetto comunque indipendente partito dal basso ha raccolto un campione rappresentativo, ma riteniamo che si debba ovviamente che sia importante avviare un monitoraggio costante della situazione, che magari le università stesse, dotandosi di uno strumento condiviso di mappatura insieme magari anche al comune, possano costituire un osservatorio privilegiato su quella che è la condizione abitativa degli studenti anche rispetto alle necessità e alle prospettive future per radicarsi, dal momento che crediamo fortemente che si debba partire dal problema di accesso alla casa, che può incidere negativamente sull'attrattiva dell'offerta universitaria e può incidere anche sull'attrattiva appunto della città stessa per i nuovi cittadini e le cittadine. Quindi speriamo che questi dati, queste suggestioni possano essere utili nelle riflessioni e nelle proposte comuni e condivise che si possono creare mettendo attorno al tavolo tutti gli attori, comprese le rappresentanze studentesche, e in seguito appunto alle presentazioni che faremo più dettagliate dei dati metteremo a disposizione il report per tutti coloro che ne vorranno fare uso tramite appunto il sito dell'Osservatorio Ocio. Grazie mille. Grazie. Non ho detto i nomi, hanno parlato Valentina Rizzi e Naomi Pedri Stocco. Il nostro incontro come relatori sarebbe finito, c'è un intervento che è stato segnalato dalla
e rettrice Lippiello, di Stefano De Bianchi, consigliere di amministrazione di Ca' Foscari. Prego. Grazie Presidente. Sì, sì. Buonasera a tutti e a tutti, vi ringrazio, sono onorato di essere qui, in quanto studente e in quanto mestrino veneziano, e sarò molto breve perché le colleghe hanno trattato molto bene qual è la situazione, diciamo, abitativa della città di Venezia. La rettrice Lippiello e il dottor Ferrarese hanno presentato la situazione delle residenze prima. Mi colpisce un dato che hanno anche detto le colleghe, come il numero di alloggi in convenzione, il numero di alloggi quindi a prezzo calmierato in gestione ESU sia ancora molto basso. Si sta andando nella giusta direzione, certamente. La residenza di Via Torino, che è stata presentata, i futuri investimenti sono un esempio lampante, ma questo non significa che non si possa e si debba fare di più. Desidero toccare un tema che forse non sembra collegato direttamente al problema, alla questione delle politiche abitative, però in realtà lo è, se ci pensate bene, ed è la carenza di borse di studio da parte della Regione Veneto. Attualmente circa il 50% degli studenti che, ai sensi dell'articolo 34 della Costituzione, che citava anche il direttore Ferrarese prima, sono capaci e meritevoli ma privi di mezzi, non ricevono l'importo che gli spetta costituzionalmente per l'appunto da parte della Regione. Sono i cosiddetti idonei non beneficiari. Molti di questi idonei non beneficiari sono studentesse e studenti che sono pendolari o che sono fuori sede, quindi vengono da altre regioni d'Italia, o addirittura studenti e studentesse internazionali. E privi di mezzi per l'appunto significa che hanno un reddito che non gli permette di coprire tutte le spese, penso soprattutto all'affitto. E la situazione è critica, e penso si debba ragionare anche su questo tema, e penso che comune, università, rappresentanze studentesche, studentesse e studenti debbano attivarsi in tal senso nei confronti in particolar modo della Regione Veneto, essendo di competenza della Regione Veneto, per fare in modo che ci siano gli stanziamenti di borse di studio. Ecco. La situazione l'hanno illustrata molto bene le colleghe, quindi non vorrei portarvi via altro tempo, insomma, e quindi vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Sì, quello delle borse di studio è un tema anche importante. Allora, c'erano delle domande? Sì. Prego. Abbiamo il tempo per 2 o 3 domande. Sì. Non degli interventi, cortesemente delle domande. Sì, no, il progetto è molto ambizioso, quello della residenzialità veneziana, però io ho cercato nel mio piccolo trovare 2 criticità in vostri discorsi. Prima di tutto, sommessamente è stato detto che l'università italiana è quella che laurea meno gente, siamo addirittura quasi all'ultimo posto, e questo non ho sentito da parte dei rettori. Ecco, l'unica autocritica l'ha fatta sommessamente, l'ha fatta autocritica, quindi c'è un problema di qualità dell'università, bisogna dirlo. Secondo le politiche abitative, io che sono uno che paga le tasse, ho frequentato anche l'università tanti anni fa, non l'ho finita comunque. La politica abitativa, però dico, c'è molta gente che viene a Venezia perché ambisce venire qua, perché non solo a Venezia, anche a Padova, e poi mi ritrovo che voi studenti vi mettete con le tende perché volete la casa. Ma venite da chissà dove, perché non frequentate le università vicino a casa? Questa è la mia domanda: perché non frequentate le università vicino a casa, invece di venire a Venezia, a Padova, Venezia e tante altre università? E questo io me lo chiedo da cittadino che paga le tasse. Grazie, vorrei una risposta. Allora, un'altra domanda, prego. Qual era? Ma è costituzionalmente garantita la mobilità nella nostra Repubblica? Allora, io volevo semplicemente dire una cosa. Scusate, proviamo... Mi scusi, però... No, però non voglio parlare. Lasceremo rispondere agli Allora, posso... niente, è il discorso degli affitti turistici. Voi non avete rilevato una cosa che mi hanno detto delle studentesse.
cioè che abitavano al Lido. I proprietari facevano un contratto di 1 anno come se dessero in affitto l'appartamento per tutto l'anno. In realtà con la clausola che a giugno o a maggio se ne andassero. Allora, mi scusi, non l'ha detta così, mi scusi, l'ho sentita, non l'ha detta così. Cioè praticamente questa cosa però va pensata, perché il fatto che non si facciano delle normative per limitare gli affitti turistici ci mette in questi guai. C'è una lettera firmata da me, dall'assessore Concia, quindi Firenze a suo tempo, data 30 ottobre 2017. Non mi dica che non avevo visione, perché ho chiesto al ministro Franceschini con Roma, Napoli, Firenze e Milano di limitare le affittanze turistiche. Adesso stiamo aspettando la norma del governo, però quello che dice lei io l'avevo pensato e l'ho protocollato, quindi voglio dire. Allora, un attimo. Allora, scusate. No, l'assessore si dimentica che Venezia è l'unica città d'Italia che ha una norma per limitare le affittanze brevi, è una legge che gli permette di fare un regolamento di limitazione e che il Comune di Venezia non l'ha mai applicata. Volete rispondere perché non andate a sì, prego, no, e anche gli studenti perché non vanno a fare l'università vicino a casa? Sì. Istituzionalmente, perché i cittadini italiani pagano le tasse in Italia e quindi concorrono alle università di Venezia come a quelle di Reggio Calabria, quindi la libera scelta è assolutamente... C'è un aspetto istituzionale, costituzionalmente deve essere garantito. Allora, lei credo che abbia già risposto il dottor Ferraresi. Se volete no, infatti questa casistica l'abbiamo registrata, grazie per averlo precisato, purtroppo esistono. Dopodiché ci sono stati diversi interventi oggi che parlavano dei fasti veneziani, di come si sono importate delle teste, delle persone, degli intellettuali. Ecco, pensare che la cultura sia legata solamente al posto di origine è una visione, io credo, un po' riduttiva, ma proprio per noi stessi, per consentire alla cultura di crescere, di alimentarsi. Dopodiché noi non entriamo nei nostri casi personali e non ci interessa sapere precisamente quale università una persona abbia fatto. Siamo qui come cittadine, paghiamo un affitto, dunque tiriamo avanti anche l'economia della città. C'è anche un aspetto da considerare importante, perché tutte queste persone che fanno parte della cittadinanza di già non possono essere immesse nel sostrato cittadino. Qual è il tema rispetto a questo? Qual è la... Grazie ai relatori, grazie a voi che siete intervenuti e alla prossima puntata con la residenzialità dei lavoratori.